Era stato rubato da una casa di Borca di Cadore nel 2001 e ricomparso sul mercato antiquariale quasi 20 anni dopo, quando a febbraio stava per essere venduto da una casa d'aste toscana. I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, lo hanno recuperato nell'ambito di un'ampia indagine a prevenzione e contrasto del commercio di beni culturali di provenienza illecita. Natura morta con vaso di fiori, raffinata opera pittorica tipica della scuola olandese, dipinta con tecnica ad olio su supporto in rame, costituita da una composizione floreale su sfondo nero e attribuita alla scuola fiamminga del XIX secolo e tornata al suo proprietario. I militari della sezione elaborazione dati, che quotidianamente monitorano centinaia di opere pubblicate in vari cataloghi di vendita, lo hanno identificato comparando la sua immagine con quelle contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il più grande database al mondo di opere d'arte rubate. Le indagini hanno ricostruito la storia del dipinto, che dopo il furto e la ricettazione è stato oggetto di svariati passaggi di proprietà attraverso diverse regioni italiane, sino a giungere nelle mani di un soggetto che aveva tentato di mascherarne la provenienza, dichiarando di averlo acquistato da una persona deceduta anni prima.